Buonasera, buonasera a tutti. Prendiamo la linea in diretta dalla Casa Marchesani di Chiavari. Ciao Cristina. Buonasera, buonasera a tutti. Credo che si possa dare riposo adesso. Possiamo dare riposo alla banda? Vuole essere una festa dello sport e allora non c'era modo migliore, credo, di iniziare con la banda. Tra l'altro il corpo bandistico città di Rapallo. Grazie, primo applauso alla banda di Rapallo. Il maestro Daniele Casazza, poi entriamo nello sport. Grazie per essere qua. Grazie a voi, grazie. L'inno per lo sport ci sta sempre bene. Assolutamente, assolutamente. Noi sempre pronti, quindi per voi e per altre manifestazioni. Siete anche un bel gruppo. Siamo un gruppo ridotto in realtà, quindi siamo molto di più, ma per l'occasione abbiamo creato non la crema, ma quasi. Bene, bene, grazie. Avremo modo di ritornare perché sono previsti altre 2 o 3 pezzi. Cristina, cosa faremo questa sera? Un tuffo nel passato, almeno a 18 anni fa, la Domenica Sportiguglio mi ricorda un pochettino questo ambiente. Faremo una carrellata di diversi sport, di diverse discipline sportive con diversi rappresentanti, dai più piccoli ai più grandi. Vediamo magliette di tanti colori che rappresentano tante società e tanti sport. L'idea era anche un po' nata, raduniamo subito che ha avuto un risultato, ma poi ci siamo incartati perché siamo troppo bravi nel Tigullio, perciò insomma ci sarà un mix e poi chiaramente i più tanti sono quello che non ci sono qua, ma d'altronde non riuscivamo tutti, perciò abbiamo fatto così anche come città diverse, da Sestri a Rapallo, in Fontanabuona, abbiamo cercato anche di mettere insieme il territorio. Ciascuno si senta rappresentato o dalla cittadinanza o anche dalla comunanza con una disciplina sportiva rappresentata. Allora direi che la nostra squadra di Telepace è informissima, è partita benissimo. Io come siamo organizzati? Tu stai in mezzo agli sportivi, io ho questa zona, abbiamo un tavolo in più che è più tecnico che di sportivo, ma anche di sport chiaramente, e palleggiamo un po' sugli spalti e un po' qua in tribuna, diciamo. Benissimo, allora abbandoniamo Cristina che viene e inizia con gli sportivi e intanto saluto il primo ospite che tra l'altro più di una volta è stato sui nostri schermi, è Federico Ghio, che rappresenta comunque tante società perché è presidente della Vagna Sport. Un flash di saluto. Il saluto è molto gradito. Ha detto Cristina, si ricorda 18 anni fa, e fortunatamente o meno ero presente anch'io a quelle manifestazioni lì, a quelle trasmissioni. Oggi siamo in rappresentanza di Lavagna Sport, è un'associazione di società sportive. Oggi Lavagna è in una situazione particolare, per non usare altri termini, e le associazioni, le società, il volontariato sta tenendo in piedi un contesto veramente importante. Le associazioni sportive fanno parte di questo contesto in maniera prioritaria. Bene, vediamo già in mezzo a tanti sportivi. Iniziamo con la pallavolo Carasco, che abbiamo una campionessa, un'ex azzurra, Ornella Marchese, che oggi si occupa appunto della società di Carasco. Sì, come anticipato da Roberto, un ex azzurro nella Marchese, presidente della scuola pallavolo di Carasco da 8 anni, questa società che milita in diversi campionati. Qui abbiamo una rappresentativa dell'Under 14 che si è classificata alle semifinali regionali vincendo il titolo regionale CSI. Sì, buonasera a tutti, tanto grazie per l'invito, posso dire un'emozione essere insieme a tanti giovani, tanti ragazzi, e sono emozionata e spero che lo siano un pochettino anche le mie ragazzine, perché queste sono serate che lasciano qualcosa, almeno a me e spero anche a loro. Sì. Quante sono le squadre della sua società? Le squadre della mia società sono soprattutto le under, lavoriamo al livello giovanile, abbiamo dall'under 13, 14, la 16 e abbiamo disputato un campionato di seconda divisione, direi bene. Che emozione le ha fatto sentire l'inno d'Italia? Ma tanta, l'ho sentito tante volte da giocatrice, l'ho cantato a squarciagola quando ancora non ci era chiesto di cantarlo, quindi è un'emozione ogni volta che lo sento. Tra le atlete che ha portato questa sera ce n'è una in particolare che vogliamo citare?
Ma no, citerei questo gruppo che ha finito proprio da pochi giorni il campionato Under 14, sia di federazione che di CSI, con ottimi risultati. Diciamo le grandi, tra virgolette, perché ha solo un anno più dell'Under 14, Matilde Porcella rappresenta un po' il gruppo, è una ragazzina che attualmente fa parte della selezione regionale e questo riempie di orgoglio tutto il gruppo. Come nella rappresentativa territoriale, proprio ieri un'altra giocatrice, la capitana dell'Under 14, ha disputato un ottimo torneo territoriale, quindi queste sono veramente emozioni. Bene, grazie e grazie anche alle atlete qua presenti. Dopo aver sentito Ornella, campionessa di pallavolo, un saluto a Paolo Barbero, che è oggi preparatore del Genoa, ma arbitro internazionale di pallavolo, una vita anche nella pallavolo. Paolo. Sì, intanto grazie per l'invito, sono felicissimo. Volevo dire una cosa alle ragazze di Ornella: prendete tutto da Ornella, perché lei è stata la più grande giocatrice della Liguria, almeno da quando io faccio pallavolo, dal 75, ho sempre sentito parlare di lei, quindi in bocca al lupo e complimenti, ma con una maestra così farete bene sicuramente. Questa settimana c'è un appuntamento importantissimo ancora per il nostro comprensorio, che è giovedì sera ad Ascoli, dove c'è questo spareggio tra Virtus Entella ed Ascoli. Noi abbiamo una rappresentativa, naturalmente la prima squadra non poteva essere presente, bisogna lasciarli molto concentrati, ma li ricordiamo attraverso la squadra che andiamo a scoprire. Ed è la squadra Primavera, abbiamo qua una rappresentativa, ma si fa portavoce di tutti i ragazzi. Davide Magonare, che è terzino di questa squadra. Intanto com'è questa esperienza, com'è andata quest'anno? È stato un anno importante perché tutti siamo cresciuti sotto tutti gli aspetti. I risultati purtroppo non sono stati dei migliori, però dal punto piano piano arriveranno anche i risultati. Si spera. Salutiamo il mister. Il mister Sassarini, che speriamo stia guardando, e tutti gli altri collaboratori, mister in seconda e massaggiatori, tutti. Che effetto fa portare i colori di una squadra che milita in Serie B? È una bella sensazione, perché l'Entella comunque, per quanto sia in Serie B da poco tempo, è comunque una società rispettata a livello italiano, quindi essere qui e rappresentare questi colori è sicuramente una grande soddisfazione. C'è tutta la squadra qua della Primavera? No, qua siamo solo i convittori di Zia Piera, che è l'hotel in lungomare, e gli altri purtroppo non sono riusciti a venire, non so se avvisati o no in tempo. Giovedì andate a Ascoli? Giovedì tutti mi sa che andiamo ad Ascoli, sia noi che i ragazzi dell'Acquarone. La società ci ha disposto dei pullman e speriamo di tenere la categoria. In bocca al lupo. Un altro volto di Telepace sportivo, soprattutto per gli sport acquatici, da sempre. Alcuni giorni fa Telepace ha festeggiato il 28° anno di compleanno e oltre al sottoscritto c'è sempre stato Luca Castagnola per quanto riguarda lo sport. Ciao Luca, quest'anno se dovessi dare un premio alle società di pallanuoto, nuoto, vela che tu ti interessi, quale sarebbe? Qualcosa abbiamo qua questa sera, cosa dici? Ma io direi che se si parla di Tiguglio, ovviamente, secondo me il merito più grande è quello del rappallo nuoto femminile, che ha conquistato il 3° posto in A1, ecco. Quindi con tante ragazze giovani che quindi potrà poi rinverdire gli scudetti del passato quindi nei prossimi anni, ecco. Quindi senz'altro hanno svolto un campionato bellissimo, hanno battuto nella finale del 3° e 4° posto il Bogliasco, quindi anche Bogliasco ha dei meriti soprattutto in campo femminile. La squadra maschile del Bogliasco si è salvata
e quindi direi che la squadra migliore del Tigullio secondo me è stata Rapallo, ecco. Allora Cristina, direi andiamo subito dalla pallanuoto Rapallo, così andiamo, visto l'assist che ha lanciato Luca Castagnola. Abbiamo già visto qualche immagine della piscina di Rapallo e lì abbiamo una coppia che merita già un applauso, solo perché adesso vi spiego. Pensate, il presidente è fratello dell'allenatore, io non so come va, però visti i risultati va bene. Allora, iniziamo dal presidente Enrico Antonucci con il fratello che è l'allenatore, insomma, com'è questo rapporto? È un rapporto in famiglia, abbiamo tutti giocato a pallanuoto, essendo di nascita camoglina, e quindi avendo poi avuto figlie femmine abbiamo dovuto spostare lo sport dalla pallanuoto femminile. Questa è la storia. Rapallo quest'anno ha dato soddisfazioni? Beh, assolutamente sì, abbiamo conquistato un terzo posto fantastico che ci porta oltre al vertice del campionato nazionale, che è importantissimo, vale di più perché vale l'accesso in Europa, e quindi l'anno prossimo parteciperemo alla Champions League, e quindi per noi è una grandissima soddisfazione. Le ragazze qua rappresentate fanno parte di che squadra? Fanno parte della prima squadra principalmente, però abbiamo Alessia, Gaia, Sofia, Under 15, Under 17, Under 19 e prima squadra. Poi c'è Gaia e Alessia che sono Under 17, Under 19 e in prima squadra, e la Nicole che è Under 19 e in prima squadra. E loro fanno parte e sono l'esempio proprio della nostra squadra, che è sicuramente basata sul nostro settore giovanile, che oltre a portarci dei grandi risultati a livello giovanile ci ha portato a questo grandissimo risultato, che è con la prima squadra raggiungere l'Europa e il terzo posto in assoluto. Presidente soddisfatto? Molto. Sì, perché diciamo che la prima squadra è molto importante perché è il volano, però il cuore pulsante della società è fatto dalle squadre giovanili. Noi abbiamo l'Acquagol, che sono i pulcini praticamente, l'Under 15, l'Under 17, l'Under 19, che tra l'altro sono tutte qualificate per il terzo anno consecutivo alle fasi finali dei campionati giovanili. E poi la prima squadra, che con questo terzo posto ci ha fatto ritornare in Europa, che è una bella soddisfazione. Diciamo che in Liguria quest'anno l'Europa la facciamo noi e la Proreco, quindi più di così non so cosa possiamo, vediamo. Grazie anche a tutte le atlete presenti. Allora, complimenti, poi ritorniamo, perché il nostro pensiero questa sera è di andare 2 o 3 volte veloci, perciò vedete che tagliamo velocemente, ma contiamo almeno di fare una chiacchierata 2 volte con le stesse società. Da Rapallo andiamo in Fontana Buona, Enzo Malatesta. Ci siamo conosciuti nel 2000 per il Giubileo dello Sportivo, quando abbiamo fatto questa bella festa, e da lì è sempre nata, si è sempre portata avanti una collaborazione anche con Telepace, con spirito, con cuore. Però lui si occupa di calcio, fa ultimi anni un bel torneo per Micaela Basso in Fontana Buona, un arbitro che ci ha lasciato prematuramente, e loro lo vogliono ricordare con questo bel torneo. Direi, Enzo, un saluto a questo torneo, che abbiamo già visto la presenza degli arbitri qua in sala, perciò così poi diamo la linea. Sì, sono 21 anni che organizzo questo torneo insieme a delle altre persone, e lo organizzo molto volentieri perché, l'ho già ripetuto tante volte, Micaela Basso ha iniziato ad arbitrare quando io allenavo i giovanissimi della Calvarese. È successo quello che è successo in un incidente stradale, e è uscita l'idea di fare questo torneo in memoria a questa persona. Non si credeva di arrivare a 21 anni, la famiglia è contentissima di questa manifestazione, e l'ha detto in tutte le lingue che ci tengono ad onorare tutti gli anni diciamo questa figura di questa ragazza
prematuramente scomparsa. E abbiamo qui una rappresentanza degli arbitri che sono sempre disponibili nell'arbitrare le partite a titolo gratuito, tra l'altro. Bene, li vediamo tra l'altro proprio con la divisa, accompagnati dal presidente Garilli. Dobbiamo ricordare che noi gli arbitri spesso, cosa volete, anch'io mi è già successo, notiamo la loro presenza quando pensiamo che sbagliano, però sono persone che anche loro, come uno sbaglia un rigore o un canestro, una schiacciata, un gol nella pallanuoto, sbagliano anche loro. È vero, Garilli? Purtroppo si sbaglia, però andiamo avanti. Diciamo che quest'anno con 32 arbitri abbiamo diretto 1142 gare di tutto il campionato, quindi abbiamo fatto uno sforzo veramente tremendo, con doppi turni. Per fortuna abbiamo dei ragazzi giovani, adesso si incomincia a 15 anni, abbiamo la nostra Asia, visto che anche le ragazze possono fare l'arbitro, che ha appena compiuto 15 anni a febbraio, abbiamo dovuto aspettare un paio di giorni prima di fare gli esami per aspettare lei. Abbiamo anche altri ragazzi che hanno compiuto i 15 anni quest'anno, che è il figlio di Mateazzi, quindi abbiamo sempre un rapporto benissimo con l'Entella, che speriamo che rimanga in Serie B. Ci alleniamo 2 volte alla settimana sul campo proprio comunale che ci viene concesso per poter essere allenati. Adesso anche noi siamo atleti, una volta forse eravamo grassi come me, adesso sono tutti molto magri. Molti in forma, perché devono essere allenati come un atleta che corre in campo per 90 minuti nel caso del calcio. Sì. I nostri fino a 40 minuti, adesso va bene, alcuni hanno incominciato con juniors, seconda e terza, lui è quello che ha fatto più partite più in alto, è riuscito quest'anno già a arrivare in seconda categoria con 2 anni di anzianità. Abbiamo tutti gli altri ragazzi che hanno 1 anno ma hanno già fatto tutti i juniores e il prossimo anno partiranno con la terza e seconda categoria anche loro. Quindi non è difficile fare l'arbitro, è soltanto buona volontà. Cristina, io farei fare il nome degli arbitri presenti, certo. Non lo facciamo con gli altri, ma con gli arbitri certo. Bisogna, e poi così facciamo un bel applauso. Donati, Cocci, Ferrario, Asia e Di Donna. Ecco, un bel applauso. Andiamo a conoscere ancora la quinta persona che abbiamo qua. Sono arrivati, abbiamo anche altre persone che poi coinvolgeremo qua sul tavolo. Michele Priolo, che è presidente del Panathlon Tigullio Chiavari o Chiavari Tigullio. Il Panathlon, dicevamo qualche parola prima, è un'associazione che promuove lo sport, dà riconoscimenti agli sportivi. Forse voi lo conoscete, lo conosciamo tutti per le premiazioni che fa, e molto spesso l'ha già fatte anche in questa sala, e ogni anno mette insieme tanti sportivi che hanno avuto un risultato. Questo, Michele, è un po' un assaggio questa sera, no? Stai prendendo appunti? Grazie, sarebbe un piacere avere tanti partecipanti il prossimo anno. Quest'anno abbiamo fatto la 33esima edizione, sono ben 33 edizioni che corrono per la nostra premiazione, e abbiamo premiato tra società e sportivi circa 105 atleti. Mi fa piacere anche ricordare che questa sera, come rappresentanti di società sportive che stanno in questa sala, ci sono 3 o 4 nostri soci, ricordo Cuneo, ricordo Falcini, ricordo la Ornella Marchese, non ne vedo altri, ma questo ci fa molto piacere. Bene, allora diamo la linea. Hai citato Giovanni Falcini l'abbiamo in linea con la Scherma Chiavari. E noi siamo qua in mezzo a una folta rappresentativa della Chiavari Scherma. Chi ha portato questa sera? Ma questa sera ho portato i più piccoli, sono i ragazzini che iniziano a conoscere la nostra disciplina sportiva. Qui abbiamo una folta rappresentativa, iniziamo con alcuni ragazzi a partire dall'età di 5 anni, logicamente a quell'età lì facciamo dei giochi ludici, mano a mano che crescono cerchiamo appunto di insegnargli la bellezza di questo sport. Qui abbiamo anche alcuni ragazzi che da poco sono reduci dai campionati italiani di Riccione, Gran Premio Giovanissimi, e a breve invece avremo la squadra femminile di spada femminile che proprio il fine settimana prossimo a Milano disputerà i campionati italiani assoluti di A1. Ecco, arrivano spesso notizie di risultati anche lusinghieri dei portacolori della Chiavari Scherma. Abbiamo qualche nome in particolare da fare?
Ma sì, ricordo che in passato la Chiavari Scherma è stata una società ricca di talenti, abbiamo avuto l'onore di avere nelle nostre file Toni Terenzi che ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta, e poi ricordo mio figlio Giacomo che nel 2001 ha vinto un campionato del mondo Under 20, e adesso abbiamo in pratica le due ragazze Alice Cassano e Andrea Rizzi che fanno parte dell'Under 20 e hanno fatto prove di Coppa del Mondo, e speriamo, appunto, l'augurio e l'auspicio che non solo i ragazzi nostri qui presenti stasera ma anche altri ragazzi di altre discipline riescono in futuro a raccogliere dei successi non solo su livello nazionale ma internazionale. Bene ragazzi, allora fatto un saluto alla telecamera e arriva l'applauso della sala alla Chiavari Scherma. Grazie. Sono con Nicolò Pagliettini, non per niente, ecco, qua. Scusa, ma hai un campione mondiale a Chiavari. Intanto scusa, che ti ha invitato? Ma scusa, ci sono stati premiando gli sportivi, più sportivo di me. Ma sei passato di qua per caso? No, io sapevo che sono rientrato adesso dagli Stati Uniti, sai, ho vinto la medaglia d'oro di categoria sopra i 90 kg di Hamaca Freestyle. Guarda, bambini del Caino, credeteci, no. Hamaca Freestyle, vedi, questa è la coppa, mi hanno dato un cuscino, perché sai, nell'hamaca il campo sportivo è costituito da 2 sequoie e poi un'hamaca molto robusta. Il primo più grande famoso era il famoso Casco de Panza, che ci si buttava così, però poi ha avuto la sindrome dello struzzo, non ha preso l'hamaca e pum, si è picchiato di testa. Poi c'è stata la tecnica Fosbury. Io penso che a febbraio ho fatto uno stage con Bale, quello del Real Madrid, e gli ho insegnato io infatti io ho vinto perché ho fatto la rovesciata così su zac, è meraviglioso. Tieni per il Real Madrid tu? No, io tengo per me stesso. Cioè. Ah, ho capito. Sai, io sono uno sportivo a tutto tondo. Nico, dammi un po' una mano, cosa facciamo qua adesso? Non lo so. Difficile, è molto complicato, però io penso che se le società sportive riusciranno a cogliere la personalità di quest'uomo l'anno prossimo avranno grandi risultati. Perché... Pensa, ti dico una cosa, sono stato eliminato purtroppo, c'era a Raviolo Indoor di Norimberga. Guarda, mi sono caduti due ravioli, come il portiere del Real. Ti vedrei bene come una mascotte, ad esempio. Una mascotte? Di qualche società sportiva. Sì, posso fare la grossa mascotte, sì. Una grossa squadra. Va bene. Grazie. Ciao. Fate sport che fa bene alla salute, fa venire appetito. Se ti vuoi fermare... Se mai te ne racconto qualche d'un'altra. Va bene. Eccoci. Abbiamo qui la leva giovanissimi dell'Unione Sportiva Sestri Levante, sono con l'allenatore Andrea Del Sante, benvenuti innanzitutto, e con la dirigente del settore giovanile Ilaria Malerba. Com'è stata questa stagione? Innanzitutto buonasera a tutti. Dunque quest'anno abbiamo fatto con questa leva di questi ragazzi un'ottima annata, nel senso che sono tutti leva 2004 e sono stati inseriti nel campionato provinciale però sotto leva del 2003, quindi hanno giocato praticamente tutto l'anno sotto leva, e dopo i primi 3-4 mesi un pochettino di adattamento devo dire che si sono levati delle belle soddisfazioni e ci siamo ben comportati, siamo arrivati anche come risultato a centro classifica del campionato, quindi io di loro sono più che soddisfatto. Il settore giovanile quante squadre comprende? Sono 7-8 leve, sono 120 ragazzi, un settore giovanile che sta crescendo, siamo un bel gruppo di persone che insomma dedicano tempo e energie a farlo crescere, con passione, con cuore corsaro. Una donna che appunto entra nel mondo del calcio è anche diciamo così, qualcosa di più.
Sì, assolutamente. Ilaria è una ragazza speciale che dedica tanto tempo del suo per noi, per il nostro storia giovanile, e devo dire che è una sorpresa perché comunque c'è bisogno anche delle donne nel mondo del calcio, soprattutto per quello che riguarda certi tipi di posizioni come la sua. È vero? Sì, insomma, diciamo che il tocco femminile a volte serve, però sì, è bello, aiuto un po' in segreteria, organizziamo con altri genitori, dirigenti, genitori dei bambini, qualche evento, abbiamo organizzato un torneo a gennaio, è stato bello e niente, è bello dedicare tempo a questi ragazzi. Grazie, buon proseguimento, buona estate. Bien. Salutiamo anche le prime squadre, l'occasione del Sessi Levante, salutiamo il campionato di Serie D, sia la Lavagnese che il Sessi Levante. Tra l'altro le cronache dicono che è già stato scelto un nuovo allenatore per Pagliuca, per Sestri e Tabiani per Lavagna, insomma, allora in bocca al lupo per la prossima stagione. Ero con Nicolò, lo vedete sempre nei servizi della Virtus Entella al lunedì, specie quando giocano chiaramente in casa. Un telegramma sulla partita di Ascoli giovedì sera. Intanto, per come si era messa la stagione, ci sono ancora 90 minuti per conquistare la salvezza, e questo è già un dato che è abbastanza positivo, perché qualche settimana fa era molto difficile anche solamente giocarli i play-out. Ci vorrà una gara molto coraggiosa, c'è un precedente di appena 2 settimane fa della gara di Novara, che è molto simile rispetto alla sfida che affronteranno i ragazzi di Volpe giovedì sera. Ci vorrà grande coraggio, un pizzico di fortuna, quella fortuna che probabilmente nel corso di questo campionato è mancata, chissà che poi non arrivi tutte assieme nella gara di ritorno ad Ascoli. Bene, Nicolò poi ci canterà almeno il papà Fabrizio insieme a Nicolò hanno scritto l'inno, uno dei tanti inni della Virtus Entella in questi 100 anni di storia, ce lo canterete, almeno il ritornello che deve essere ben augurante. Bene, allora abbiamo una società storica di Chiavari e poi disturbiamo di nuovo il corpo bandistico di Rapallo per dare un po' di musica di nuovo alla serata. La società storica di Chiavari, la società Pro Chiavari di ginnastica, abbiamo il presidente Alessandro Cuneo con un'ampia rappresentativa di atleti e anche 2 allenatrici, una società che 1893, quindi proprio rappresenta la storicità anche di uno sport in una città come Chiavari. Assolutamente, buonasera a tutti, volevo ringraziare Telepace dell'invito. Ringraziare il presidente Priolo del Panathlon, che noi comunque a cui partecipiamo volentieri. Niente, appunto 125 anni quest'anno li compiamo, il venerdì facciamo il saggio al Palazzetto dello Sport, invitiamo tutti per festeggiare. Abbiamo rappresentate diverse discipline qua questa sera. No, loro sono tutte atlete dell'agonistica femminile di vari livelli, con le istruttrici. Si parte dalle più piccole dell'agonistica appunto femminile, poi con vari livelli. La ginnastica è un po' difficile per capire come funziona. Ecco, citiamo i nomi delle allenatrici: Silvia Cella, che è qua, poi abbiamo Silvia Vatteroni, poi Scilla Barretta e Francesca Podestà, tutte giovanissime anche le allenatrici. Sì, perché per stare... Società storica ma con allenatori e atleti giovani. Anche loro sono una parte di allenatori, abbiamo più di 10 allenatori, 12 per esattezza, anche per la sezione maschile, e quindi tra cui Flavio Mandic, il fratello della Silvia Cella, e quindi insomma siamo numerosi, abbiamo 200 atleti, quindi siamo belli numerosi. Bene, allora col saggio si conclude la vostra stagione? Si conclude la stagione dei corsi normali, poi inizia il lavoro estivo molto impegnativo, abbiamo anche dei collegiali regionali organizzati dalla federazione, quindi siamo ancora impegnati tutta l'estate. Bene, in bocca al lupo allora, grazie. Lasciamo la parola a Daniele. Cosa farete? Un tipico pezzo bandistico, una marcia. Benissimo. Volevo aggiungere, noi siamo belli, bravi e simpatici. Il nostro campionato inizia adesso. Questa sera? Iniziamo a giocare, sì, stasera. Bene, allora un applauso alla banda.
Salutiamo tutti gli sportivi, per chi si mettesse in diretta. Questa sera siamo in diretta da Casa Marchesani, abbiamo chiamata Festa dello Sport. L'idea era di convocare chi ha fatto un risultato, dicevamo all'inizio, ma poi insomma ci siamo un po' persi, abbiamo riempito la sala così, una scelta senza nessuna scelta. Faremo in modo di farne altre di queste serate per cercare di coinvolgere tutti. Chiaramente salutiamo tutto il mondo sportivo che ci sta guardando e che è in collegamento con noi, non solo da Chiavari, ma salutiamo anche il mondo sportivo di Genova, Spezia, insomma in tutta la Liguria. La linea va, eravamo a Rapallo con la banda, andiamo a Riva Trigoso con Riva Samba. Per la precisione, con la squadra degli esordienti 2006 del Riva Samba, che è accompagnata dall'allenatore Roberto Valente. Benvenuti in trasmissione, e con Roberto Valente possiamo anche parlare di uno di quei valori che il Panathlon promuove, ovvero il fair play. La vostra squadra anche in questo si è contraddistinta. Esatto, infatti quest'anno abbiamo avuto il riconoscimento del premio fair play, che è una particolare classifica redatta dalla delegazione di Chiavari, che tiene conto di vari parametri, quali innanzitutto i risultati che fanno parte, fanno parte diciamo della classifica principale, poi parametri importanti quali il comportamento dei ragazzi, il comportamento importantissimo se positivo dei genitori sugli spalti, il comportamento dei dirigenti e di tutti gli addetti ai lavori che ci sono presenti durante un incontro, durante una partita. Io vorrei cogliere l'occasione per salutare, per ringraziare anche le altre squadre che hanno partecipato a questo campionato, perché è un premio condiviso con loro, perché la stima e il rispetto reciproco che abbiamo avuto loro, noi e loro nei loro confronti, diciamo, ci hanno permesso di ottenere questo piccolo risultato che per la società sicuramente e per noi è importante. È uno dei vessilli più importanti sicuramente, accanto comunque anche a quello che è l'aspetto agonistico tecnico. Ieri mattina siamo andati a fare la fase finale con altre società diciamo della regione che hanno vinto lo stesso premio, e naturalmente noi, essendo premio fair play, abbiamo perso le 2 partite, abbiamo regalato il premio a un'altra squadra. Con molto fair play l'avete fatto. Con molto fair play. Adesso si conclude, c'è qualche altra prestazione? Abbiamo ancora un paio di fasi finali di alcuni tornei e poi liberi tutti al mare, sperando che poi la scuola sia andato tutto bene, altrimenti. Bene, voi siete contenti ragazzi? Sì. Perfetto, allora un applauso a... Forza Riva! Allora, Forza Riva, diceva un bambino giù, ragazzino, da Riva andiamo a Lavagna. Visto che Cristina è vicino al basket, alla pallavolo, entriamo un pochino nella palestra di Lavagna. Federico, un gruppo Lavagna Sport, dicevo, che è pallavolo, basket, poi c'è la pallanuoto, un insieme di sport. Solo un flash su questa esperienza, no? Di mettervi insieme, fare un consorzio e poi dividervi le ore. Come sta andando? Ma direi molto bene, è stata, noi veleggiamo verso i 40 anni di attività, perciò chi ha avuto questa idea è stata un'idea vincente e ha portato dei frutti perché le società sono in grado di lavorare veramente bene. Oltre a una base, sentivamo parlare di fair play, di attività sportiva di base, ci sono stati anche dei risultati di elite e ci sono anche dei risultati a livello di dirigenti, pertanto è un'esperienza che si è cercato di imitare, però è un'esperienza che ha avuto dei risultati veramente positivi. Prima di dare la linea al basket a Lavagna, lo sport tante volte ci fa diventare amici di tante persone, poi qualcheduno purtroppo lo perdiamo prematuramente e voglio ricordare uno dei tanti sportivi che ci guarda da lassù e che c'è stato anche un memorial in queste settimane, che è Piero Peigrano, che è stato presidente di tanti anni del sodalizio di Lavagna.
E di Lavagna parliamo insieme all'allenatore della Polisport Basket, Nicola Daneri, un campionato che comunque ha consentito di mantenere la Serie B. È stato un campionato impegnativo? Sì, decisamente impegnativo, perché quest'anno abbiamo giocato in Toscana, quindi anche solo per le trasferte è stato un campionato abbastanza duro, però nonostante le varie difficoltà che abbiamo avuto durante la stagione siamo riusciti a salvarci ai play-out e quindi a mantenere la categoria e giocare sempre in Serie B anche l'anno prossimo. Qui abbiamo una rappresentativa anche di ragazze più giovani. Sì, sono qualche ragazzo dell'Under 16 che ha giocato al campionato regionale in Liguria e ieri nel 3-contro-3 regionale che si è svolta a Chiave è riuscito a arrivare seconda, che comunque per la nostra società è stato un buonissimo risultato. Bene, adesso avete concluso, andate al mare, come diceva prima l'allenatore arriva Sam, oppure la stagione va ancora avanti? No, adesso ci fermiamo un attimo, cercheremo di lavorare un po' individualmente nei mesi estivi, però l'attività finisce qui. Bene, allora in bocca al lupo anche per la prossima stagione, Serie B, complimenti anche a tutte le atlete qua rappresentate, grazie. Riprendo la linea da questa parte, abbiamo una promozione che arriva dal calcio A5 della squadra chiavarese che siete saliti in Serie B. Qua avete una rappresentanza, Baffetti che è allenatore e invece Tubino che è vicepresidente e questa rappresentanza di 4 atleti. Facciamo parlare il vicepresidente, pensavate, avete programmato di andare in Serie B? Ma buonasera innanzitutto, siamo una società giovane, nati da 4 anni, il primo anno abbiamo avuto la fortuna di essere subito promossi dalla D alla C e poi abbiamo fatto 3 anni di ottimi risultati. Quest'anno abbiamo provato a aggiungere, come dicevano appunto gli amici della pallanuoto Rapallo, a aggiungere l'Under e ci ha portato al successo, diciamo. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia nazionale e regionale, arrivando ai quarti della nazionale. Dunque un'ottima annata. Bene, complimenti. Una parola all'allenatore. Niente, io faccio i complimenti ai ragazzi che sono loro poi i protagonisti sul campo. Solo quello. Calcio a 5 che insomma mi dicono che sta sempre diventando più famoso e praticato. Sì, quello sì. Giocate? Dove giocate? Al Palazzetta Chiavari. Palazzetta Chiavari. Forse abbiamo visto anche qualche immagine, eccola lì, la vediamo, salutiamo i registi. È la vittoria di Coppa Italia a Varazze, nella Final Four di Varazze. Bene, allora complimenti alla squadra chiavarese di calcio a 5. Grazie. E c'è anche una squadra femminile che porta i colori della Virtus Entella, l'abbiamo qua rappresentata insieme all'allenatrice Maria Vernucci e al dirigente Mirko De Vincenzi. Tanto che categoria è questa squadra? Buonasera, sì, qui abbiamo la Under 12 e qualche anche del 14 più o meno. Stagione diciamo che è finita 2 settimane fa, è finita con un terzo posto in classifica, ne siamo contente e cerchiamo di fare sempre di più. C'è un metodo societario particolare all'interno della Virtus Entella? C'è comunque, ci sono dei valori da portare avanti attraverso lo sport in generale, ma in questa società? I valori sono quelli della famiglia prima di tutto, perché comunque grazie ai genitori, all'impegno dei genitori che ci aiutano nelle trasferte, nelle organizzazioni di tutto, e poi il valore è quello del divertimento, penso, quello alla base dello sport, alla base del gruppo. Siamo partiti l'anno scorso, eravamo in 6 e quest'anno siamo una trentina, quindi c'è stata una crescita, c'è stato tanto lavoro. Abbiamo una piccola, la possiamo far venire davanti. Lei quanti anni ha? Lei ha 7 anni. Hai già iniziato a giocare a calcio, come ti chiami? Camilla. Da quanto tempo giochi a calcio? Da 1 mese. Abbiamo proprio una neonata calciatrice. In bocca al lupo allora Camilla, e forza Entella. Sì. Bene, grazie. Paolo.
Il calcio femminile, anche le ragazze sono bravissime, mi sembra, a giocare il calcio. Qua abbiamo due rappresentanze, perché c'è la squadra di Lavagna che vedremo dopo, che sono stati promossi, e anche la Virtus Entella. Secondo te anche a livello atletico possono... Sì, intanto negli ultimi 4-5 anni il calcio femminile sta avendo un boom incredibile. Vedo tutti i corsi allenatori, mentre prima parlare di una ragazza iscritta al corso allenatore era impossibile, ormai sono 4-5 per ogni corso allenatore. Abbiamo a Lavagna una realtà molto forte, io vedo nella nostra società ci sono un gruppo ormai che sono quasi 70-80 ragazze, le squadre di Serie A, Juventus, Fiorentine, tutte hanno il club, la sezione femminile, e non dimentichiamoci che in alcuni stati il record di incassi e di presenza agli stadi lo fa il calcio femminile, in Norvegia, negli Stati Uniti e in altri posti. Quindi sicuramente anche noi uomini dovremmo cominciare ad accettare questo fatto, e benvengano le ragazze a giocare a calcio. Ecco Paolo, vediamo Cristina che è vicino a dei campioni nostri della pallavolo, ma tu sei più appassionato di calcio col tuo Genoa, di pallavolo o di arbitro? No, la mia vita sportiva è la pallavolo. Io ho vissuto 40 anni dentro la pallavolo e appena posso corro, cerco di sapere tutto. Poi questa è una zona di pallavolo. Io volevo raccontare un piccolo aneddoto. Ricordo che in questa sala sono venuto per fare l'arbitro di calcio e poi ho fatto l'arbitro di pallavolo perché ho sbagliato l'orario, e alla stessa ora alle 5 c'era il corso di calcio, io sono arrivato alle 7 e c'era il corso di pallavolo e mi sono iscritto a quello. Poi per la mia carriera professionale è andata bene così. Questa è bellissima, non ce l'avevi mai raccontata. Dai. Siamo con i portacolori dell'Amis Admo di pallavolo, Marco Dalmaso, e accanto a lui Simone Cremisio, direttore della scuola federale, responsabile tecnico del settore maschile. Parlavamo prima di storicità quando parlavamo con la società ginnastica Pro Chiavari, ma possiamo dire che anche la vostra è una società storica della pallavolo. Sì, noi io e Simone rappresentiamo un po' Chiavari e Lavagna, che diciamo a sorpresa rispetto a tutte le altre rivalità sportive della zona si sono unite nel 2009 per fare squadre insieme, e adesso abbiamo un settore giovanile che ci rende orgogliosi, molto allargato, con tanti bimbi, tanti ragazzi, e quindi facciamo anche un lavoro sociale sia su Chiavari che su Lavagna, e però abbiamo anche una parte agonistica. Abbiamo, poi ve lo dirà Simone, 2 serie C regionali e una serie D, quindi un impegno anche a livello appunto agonistico sia delle giovanili. Qui dietro ci sono delle ragazzine under 14, under 13 che hanno fatto proprio ieri una finale regionale CSI e hanno conquistato la possibilità di giocare le finali nazionali a Cesenatico tra fine giugno e luglio. E proprio questa domenica organizzeremo come società noi l'ultima tappa del Grand Prix, quindi con 250-300 bimbi al Parco Tigullio, e diciamo che la nostra società gioca 350-400 partite all'anno, quindi è un grosso impegno sia organizzativo, ma avendo tutti i ragazzi della zona, anche le nostre prime squadre sono proprio tutte ragazze e ragazzi di Chiavari e Lavagna, è proprio il nostro orgoglio. Simone, allora fai tu il riepilogo un po' dei risultati di questa stagione. Come ha detto Marco, le partite quest'anno sono state infinite, ce ne sono ancora e penso che supereremo le 400. Sono arrivati grandissimi risultati dal settore giovanile, ottimi dalle serie regionali, anche perché l'impegno per portare avanti 3 categorie regionali è veramente grande. C'è stata la promozione della serie D in C, la serie C ha fatto un campionato di vertice, la C femminile un campionato di vertice, quindi non possiamo essere che soddisfatti, anche perché sono composte da ragazzi cresciuti fin da bimbi nel nostro settore giovanile, quindi è solo un grande orgoglio. Anche tu sei cresciuto fin da bimbo nella pallavolo, possiamo dire così? Io ero qua sotto, casa Marchesani, era credo l'84, ho giocato tante partite, tante le arbitrate anche Paolo che è là dietro. Ha iniziato con suo papà, vedi che qua si intrecciano dei rapporti familiari, perché lo sport poi è una grande famiglia, come dicevamo prima con... Sicuramente, quella poi è la cosa più importante, se si sta bene insieme si riesce a far crescere e divertire dei ragazzi, la cosa più importante. Qua ce ne sono alcuni che ormai giocano da tanti anni e hanno ottenuto anche dei grandi risultati. Grazie all'Amis Admo. Simone, la domenica Sport Tigullio vi ha visto crescere, ok?
Allora, ritorniamo in Fontanabuona. Qua abbiamo questa bella squadra di atleti colorati che rappresentano le bocce della Calvarese. Tra l'altro ricordiamo anche le bocce di Chiavari perché sono state promosse, forse ci siamo sentiti, comunque li ricordiamo perché ci siamo sentiti per la loro presenza qua, questa sera. Enzo, vuoi dire tu una parola di presentazione che tu forse li conosci bene? Sì, tra i quali c'è anche mio nipote. Niente, è una soddisfazione avere un settore giovanile anche di bocce in Fontanabuona, cioè è una valle che si espande in una maniera incredibile. Volevo salutare, ho visto che ci sono delle ragazze, la Vanessa, la Valeria, c'è una Malatesta. Vabbè, poi i saluti, poi li facciamo. C'è un po' di Fontanabuona qua dentro. Niente. Faremo un nino alla Fontanabuona. Niente, volevo dire, qui abbiamo Andrea che ti spiega molto bene il campionato che hanno fatto i ragazzi e come si stanno comportando. Allora, Andrea Musso, allenatore. Allenatore e responsabile di questo settore giovanile. Abbiamo qui una rappresentanza, diciamo, delle due categorie che sono gli under 15 e gli under 18. Abbiamo partecipato da poco tempo fa ai campionati italiani di società di under 18, dove i ragazzi si sono ben comportati e comunque hanno dato molto filo da torcere, ci sono ben più blasonati di noi, diciamo. Abbiamo fatto delle selezioni per i campionati italiani che si giocheranno poi a luglio, sia per gli under 15 che sia per gli under 18. Abbiamo qualificato comunque una coppia di under 15, una coppia di under 18, un individuale di under 18 e adesso abbiamo ancora una selezione, l'ultima selezione domenica prossima, dove cercheremo ancora di arrivare a dei risultati. C'è un po' una tradizione nella Fontanabuona, la palla, sì, le bocce. Sì, c'è una buona tradizione, ci sono diverse società, noi adesso è il 6º anno di fila facciamo settore giovanile e insomma diciamo che cerchiamo di portare avanti questo sport e di ringiovanirlo anche un po'. Benissimo, intanto salutiamo anche, vediamo le immagini di Chiavari. Così abbiamo parlato con la vostra presenza di Calvary e abbiamo ricordato anche la promozione. Queste sono immagini ancora di qualche anno fa che c'era anche il campione Sturla che bocciava ancora il grande campione che abbiamo qua. Bene, ritorniamo con il calcio femminile questa sera, insomma, in prima fila. Ritorniamo con il calcio femminile, la Serie B, la prima squadra della Lavagnese Calcio Femminile. Siamo qua insieme a Roberto Morbioni che ne è l'allenatore. Insomma, una grande stagione anche questa per le ragazze. Sì, una grande stagione perché venivamo dalla Serie C e al primo campionato di Serie B abbiamo centrato un terzo posto che era ben oltre le nostre aspettative. E quest'anno il campionato di Serie B era strutturato su 4 gironi in tutta Italia, quindi noi indicativamente giocavamo da Novara a Perugia. Essendo arrivate terze andremo a fare questo campionato nuovo, di nuova istituzione, che è la B nazionale a girone unico in tutta Italia, e quindi l'anno prossimo avremo a che fare con Inter, Milan, Roma, Lazio. Comincia a diventare impegnativa. È già stato impegnativo quest'anno, è ulteriormente impegnativo, però è anche uno stimolo a migliorarsi e a fare bene. C'è un settore femminile nel calcio che sta crescendo in generale, la Lavagnese ne è una dei portacolori. Ma il calcio femminile si sta un po' sdoganando dei preconcetti che c'erano, secondo cui una ragazza non poteva giocare a calcio, e invece ormai c'è un incremento del oltre il 50-60% ogni anno delle ragazze tesserate, anche per allinearci un attimino alle situazioni dei paesi europei, diciamo sportivamente più evoluti come quelli del nord Europa, dove c'è quasi una parità tra le ragazze tesserate e i ragazzi. E per un allenatore è più impegnativo allenare delle ragazze o dei ragazzi? Bisogna semplicemente stare un pochettino più attenti al lato psicologico con delle ragazze, ma il calcio femminile è calcio a tutti gli effetti. C'è soltanto una differenza fisica, ma sotto il profilo tecnico non ci sono differenze tra una giocatrice di Serie B e un buon giocatore maschio. Bene, grazie allora alle ragazze e complimenti anche per questo campionato. Grazie. Nuovamente da questa parte siamo a Chiavari, questa volta con il CAI di Chiavari, con Claudio e Adrianna, e insieme a questi bimbi. Allora, qual è lo stato di salute del CAI a Chiavari? Claudio. Buonasera a tutti.
Beh, direi bene, visto che il nostro futuro è questo, direi che vada proprio bene. Insomma, le attività sono tante. Visto che ci sono proprio questi bambini piccoli, vuol dire che li prendete piccoli. Sì, la nostra attività si svolge tra bambini da 8 anni fino a 18. In questo periodo sono soprattutto bambini un pochino più piccoli e abbiamo un calendario che vede una gita al mese praticamente tutto l'anno. La prossima, perché cerchiamo di dare un panorama più completo possibile di quello che sono le possibilità della montagna, andremo in grotta in collaborazione col gruppo speleologico di Sarzana. Ecco, tra l'altro vediamo delle immagini, sono anche immagini difficilissime, fate anche delle cose molto semplici, no Arianna? Non è che i bambini li portate fin lì. Ma li portiamo in sicurezza da qualsiasi parte. E hanno anche fatto, loro no, però 2 anni fa hanno anche fatto una piccola cordata per andare su al rifugio Amiante Chiarella, che è quello che gestiamo come CAI Alberto Bozzo di Chiavari. E, appunto hanno fatto anche qualche ferrata, sempre con delle dispositivi di sicurezza e con noi sempre dietro per... Allora un invito non solo a fare calcio, pallavolo, basket e tutti gli sport tradizionali, ma anche di interessarsi a questo tipo di attività. Claudio, dove bisogna andare per entrare al CAI? Dunque, la nostra sede è in via Renato Orsi e siamo aperti il mercoledì pomeriggio e la sera e tutti coloro che vogliono gustare il piacere della montagna possono liberamente iscriversi. Bene, grazie. Facciamo un applauso al CAI di Chiavari e tutti questi bellissimi bimbi. Allora, noi salutiamo, grazie intanto che vi accomodate. Ha preso il posto, è venuto a salutarci Don Andrea Buffoli, che è un prete sportivi. Nella nostra diocesi sono diversi i sacerdoti sportivi, voglio ricordare Paolo Zanandreis, che lo saluto perché doveva essere qua anche lui ma aveva degli impegni, Don Fabio Mazzino, Don Andrea Buffoli, abbiamo Don Fausto, insomma comunque abbiamo una bella squadra anche di sacerdoti. Don Andrea, un saluto a questi sportivi, non ti chiedo dell'entella, poi dell'entella ne parliamo semmai alla fine. Sì, no, non parliamone meglio, stiamo in silenzio. No, il saluto è questo, cioè tante volte ci si domanda come lo sport possa conciliarsi con i valori più grandi della vita, no? È una domanda che soprattutto poi nel mondo del calcio la gente ti fa. E guardando tutti questi ragazzi, tutti questi volti, persone che hanno vinto, che hanno perso, che hanno gioito, che hanno sofferto, mi viene da dire che la vita è questa. Cioè la vita è essere contenti, è gioire, è faticare, è sudare fino all'ultimo per le più grandi vittorie, per le cose più belle, quindi ben venga che lo sport si colleghi ai valori più grandi della vita, perché se non li viviamo così noi non viviamo al 100%, quindi mi sembra che ancora una volta ci viene detto che lo sport esprime veramente quello che noi siamo e soprattutto le nostre cose belle. In una società dove si mette sempre davanti il male, lo sbaglio, le cose faticose, abituiamoci un po' a vedere il bello e direi che questa platea ne è un esempio lampante. È bellissima. Abbiamo adesso il turno del grande basket, tra l'altro si sta giocando proprio la semifinale di Milano con Brescia. Sapete come sta andando? Non lo sapete, allora siete bravi perché avete spento i telefonini. Parlo dell'Under 18 dell'Aurora Basket, che sono campioni regionali. E noi siamo in compagnia dell'allenatore che è Giacomo Gotelli e del vice allenatore che è Andrea Carta. Allora, soddisfatti immaginiamo di questo traguardo raggiunto? Molto perché venivamo da alcuni anni in cui ci sono state delle delusioni abbastanza cocenti, perché comunque nello stesso campionato che abbiamo giocato sotto leva con loro l'anno scorso avevamo perso la finale proprio all'ultimo e quindi quest'anno comunque è stata anche un po' una rivincita e
per me è una grandissima soddisfazione, poi penso anche per loro. Che cosa ha fatto la differenza quest'anno rispetto alle altre volte in cui avete provato? Ma non lo so, diciamo che hanno lavorato molto bene i ragazzi e ci hanno seguito sempre negli allenamenti e quindi voglio ringraziarli anche pubblicamente per tutto l'impegno che hanno messo. Volevo ringraziare Giacomo per l'opportunità che mi ha dato quest'anno. Comunque, diciamo, Com'è stato lavorare al fianco di Giacomo? è stato molto bello, noi ci conoscevamo già come avversari, abbiamo giocato per anni contro e mi ha proposto l'estate scorsa di dargli una mano. Io venivo dal mini basket, quindi i bambini più piccolini, e è stato molto bello. Giacomo è molto serio, molto preparato e diciamo è stato un piacere lavorare con lui, lavorare soprattutto con questi ragazzi che avevano veramente voglia di vincere e quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Come si coordinano allenatore e vice allenatore? In questo caso, con Andre è stato facile perché comunque è un ragazzo veramente disponibile, poi è chiaro che devo prendere qualche decisione in più a volte, però aiutate vicendevolmente. Assolutamente. Il mio ruolo è più facile, Però suggerisce. E tra l'altro Roberto, Giacomo è anche un giocatore con la maglia del villaggio. Sì, da tanti anni gioco anche con il Villaggio Basket e faccio questo doppio ruolo ed è un grande impegno, soprattutto a livello anche di tempo e di energie, però lo faccio veramente volentieri e poi loro veramente, che li alleno da 3 anni, mi hanno veramente giustificato, diciamo, questo impegno perché c'è stata tanta soddisfazione alla fine di quest'anno, davvero. Bene, grazie anche all'Aurora Basket e ai ragazzi dell'Under 18. Allora, dal basket di Chiavari andiamo alla promozione del volley Casarza. Qua abbiamo 3 rappresentanti, Alice è una giocatrice, poi abbiamo Federico Gandolfo direttamente appunto a Casarza e Luca Stervente sempre di Casarza. Allora, è stata una bella vittoria, abbiamo visto delle immagini che sicuramente arriveranno dalla regia, avete festeggiato questi giorni. Sì, per noi è stato un anno sicuramente molto ricco di soddisfazioni, in quanto arrivavamo da una retrocessione dell'anno scorso. Abbiamo puntato sulle forze all'interno della società, solitamente si pensa di fare grossi cambiamenti, noi abbiamo dato pienamente fiducia alle ragazze che avevamo e lavorando prevalentemente sul discorso emotivo siamo riusciti a ottenere degli ottimi risultati. Ecco, abbiamo vinto nelle prime 21 gare, siamo riusciti a vincerne ben 20, ecco, nel senso adesso nelle ultime 2 gare che abbiamo disputato abbiamo fatto delle belle partite, facciamo i complimenti all'Admo per la bella prestazione che hanno fatto sabato in casa da noi, che abbiamo perso, però siamo riusciti a festeggiare lo stesso. Bene, salutiamo anche Gandolfo che è direttore sportivo. Sì, sono Luca Serventi, io sono un dirigente della società, sono iniziato a far parte da quest'anno e mi trovo molto bene in questa società perché abbiamo unito le nostre forze con i vecchi dirigenti e stiamo facendo molto bene. Puntiamo molto sul settore giovanile. Benissimo, visto che Alice è l'unica, ma sei una schiacciatrice? Centrale, attaccante. Una centrale, che vuol dire? Attacco e muro principalmente. So che è un ruolo difficile centrale. Abbastanza. Bene, un saluto, un applauso al VBC Avis di Casarza Ligure. E ora giochiamo in casa perché andiamo a conoscere e a salutare gli amici, gli atleti del Rupinaro Sport che sono qua rappresentati, tra gli altri da Ilario Ghiorzo che è il direttore generale, Nicolò Scarlassetta che è il responsabile del settore giovanile, Marta Petulicchio, allenatrice dei Piccoli Amici, e il presidente che si nasconde dietro ma non ha la divisa ufficiale del Rupinaro Sport, però insomma segue la squadra. Allora, intanto Ilario, quest'anno avete centrato comunque l'obiettivo dei playoff, che per una squadra di terza categoria è sempre un risultato significativo. Assolutamente sì, abbiamo raggiunto i playoff che era secondo il nostro obiettivo. Abbiamo persi in finale, ma va benissimo così. Non abbiamo centrato il primo obiettivo, quello che ci aveva assegnato il nostro presidente, che era la Coppa Disciplina. Purtroppo siamo arrivati solo secondi, ci rifaremo il prossimo anno.
Bene, l'anno prossimo un po' più disciplinati. Ecco, una società giovane tutto sommato questa. Quanti anni che vi siete costituiti? Sì, siamo nati 4 anni fa e per noi questa sera essere qui in questa platea con tantissime società che hanno storie di 100, di 40, 50 anni è veramente un onore, assolutamente. In questi 4 anni sono nate anche diverse squadre giovanili, Nicolò. Sì, noi siamo al terzo anno di attività del settore giovanile. E quest'anno abbiamo 5 squadre iscritte ai campionati della federazione e una al CSI. E la novità grandissima che abbiamo avuto in quest'annata è stata la formazione di una compagine juniores, ragazzini dai 15 ai 20 anni. E numeri storia giovanile abbiamo 74 bimbi tesserati più 32 di juniores, è una grandissima soddisfazione. Perché si allevano fin da piccoli e poi a portare i colori del Rupinaro Sport. Sì, assolutamente, il nostro obiettivo è prima di tutto quello di far crescere i bimbi secondo i valori dello sport, farli crescere come persone senza tralasciare comunque l'aspetto tecnico. E anche Rupinaro Sport rispetto alle quote rosa ha un'allenatrice dei più piccoli, sono i più piccoli? Sì, piccolissimi, sono del 2012-2013 e sì, diciamo, impariamo a correre dietro un pallone intanto. Tu hai iniziato a allenare avendo un passato da giocatrice, è stata un'esperienza nuova? No, è stata un'esperienza nuova, è nata quasi per gioco e poi è diventata passione ed tutto è venuto insieme. Ecco, allora sentiamo anche il Presidente. Don Fausto, mettere insieme una squadra che parte da una parrocchia, poi possiamo dire così, insomma l'iniziativa è stata quella, però è un modo anche questo per aggregare una realtà di giovani attraverso lo sport. Sì, è nata da un'accoglienza di un desiderio fortissimo di Nicolò, che è qua, che è uno dei fondatori della squadra, di nonno Cici, che non c'è, perché credo sia stata una giornata impegnativa anche per lui oggi, come lo è stato ieri, e da un desiderio di tanti ragazzi che volevano giocare ma cercando di fare le cose sul serio. E allora è stato raccolto questo desiderio di fare le cose un pochino più sul serio, non solo i 4 calci dati nel campetto di Casa Caritas, e allora si è partiti con un impegno notevole, direi, e col capire che il primo obiettivo, ce lo ricordava Ilario, è quello di crescere insieme e di scoprire che si può avere uno sguardo diverso anche sul mondo del calcio, si può guardare da un altro punto di vista, essere guardati in un altro modo, anche non solo con il risultato ma come persone, come amici, e con l'obiettivo di costruire una squadra che non sia solo una squadra di pallone ma sia anche una squadra di spogliatoio, di amicizia, di rapporti e anche quando serve magari di aiuto nei momenti difficili. Mi pare che questo lo sia ed è bello vedere che dai più piccoli ai più grandi si cerca di raccogliere e di vivere questo spirito. Allora in bocca al lupo per la prossima stagione, anche per voi un applauso della nostra platea, grazie. Abbiamo ancora il settore calcio, abbiamo l'allenatore Claudio Bavaschi che con Rapid Nozzarego è andato dalla seconda alla prima. Complimenti, ci sono tanti risultati, potremmo anche citarli se ci siamo, cioè se li sappiamo, con Enzo. Claudio, una bella stagione. Una stagione ricca di soddisfazioni, siamo partiti sin dall'inizio bene, abbiamo vinto praticamente quasi tutte le partite fino alla 14ª e poi dopo abbiamo avuto un margine di vantaggio che è bastato fino alla fine per mantenere la posizione di testa. E un campionato tra la terza e la seconda, ci sono tante squadre che danno il nome anche alla località e credo che siano tanti derby, tante belle partite, tanti giocatori che poi incontriamo durante la settimana che viviamo insieme. Abbiamo sentito prima il Rupinaro che facevano la terza. Quest'anno avevamo un derby a Santa Margherita con San Lorenzo, un'altra frazione di Santa Margherita e poi avevamo anche altri 2 derby a Rapallo con Carlo Grasso e col Borgo Rapallo. Sono state tutte partite molto intense dove veramente si è visto anche un buon calcio. Bene, grazie. Giorgio Piazza. Pensate, più di 300 partite con l'Entella, insomma un record. Qual è il giocatore che ha più presenze nella storia? Era Nadalin. Nadalin. Sì.
Nadalini aveva 380 mi pare, io 304. Tu giocavi negli anni? Dunque io ho cominciato a 10 anni con la maglia dell'Entella nei Pulcini e ho finito a 30 anni in Serie C. In Serie C. E la squadra dei Nadalini? Prima dei Nadalini, dei Pieri, eccetera. Dei Nadalini. E il ruolo, Giorgio? Ma sinceramente l'ho passati quasi tutti. Ho cominciato da centrocampista, poi sono andato davanti e poi l'ultimo ho fatto da libero. Ho vinto 4 campionati, 1 di promozione, 3 di quarta serie. Allora, complimenti a Giorgio, abbiamo ricordato più volte e dicevo prima con Fabrizio e Nicolò facciamo alcune note ben auguranti, speriamo, per la partita di giovedì. Nico. Vai, proviamoci. Quel coro è lo stesso e si sente, lo stadio è già pieno di gente. Non farti aspettare, c'è un posto con me e canta più forte perché Entella è un grido che esplode dentro di noi, un solo grido che non tradisci mai. Entella è un coro che unisce una città, un solo coro. Grido che esplode dentro di noi, un solo grido che non tradisci mai. Entella un coro che unisce una città, un solo coro. Benissimo. Ok. Grazie. Fabrizio, visto che hai la chitarra, arrivo, non scappate voi del calcio. Fabrizio, Nicolò, oltre è appassionato della chitarra, no? E tra l'altro grazie perché hai contribuito alla presenza del corpo bandistico di Rapallo, sei direttore del Circolo Golf Tennis di Rapallo. Solo un flash, so che siete anche amici di Telepace, tante volte abbiamo fatto diverse cose. Assolutamente sì, velocemente mi collego a quello che ha detto Don Andrea Buffoli. In queste serate ti rendi conto di quanto sia importante il ruolo del dirigente sportivo che prosegue un discorso familiare. La prima squadra dove ci troviamo a giocare è la famiglia, poi si va nelle società sportive e certi valori devono essere per forza trasmessi. Abbiamo una responsabilità molto forte, prima di tutto con l'esempio, e i ragazzi è giusto che ci facciano anche notare quando sbagliamo. L'impegno è quello sia nel golf che nella vita di tutti i giorni con il Panathlon. Grazie a Fabrizio. Claudio Suriano, Federazione Italiana Gioco Calcio, allenatore regionale rappresentativa. Allora, sei l'allenatore della nazionale? Chiamiamola anche così, è una piccola nazionale, raccoglie tutti i ragazzi delle società del Comitato di Chiavari e cerchiamo di mettere insieme sempre una squadra che possa competere con i colossi di Genova, Savona e Spezia soprattutto. Diciamo che ci difendiamo, no Giorgio? Direi proprio di sì. Bene, allora un saluto a tutte le rappresentative, perché non solo il calcio, ma mi viene in mente pallavolo, basket, hanno tutte le rappresentative, perciò con te Claudio facciamo un saluto a tutte le rappresentative che ci rappresentano non solo la nostra città, ma a livello di regione. Giorgio, cosa bisogna fare per vincere ad Ascoli? Se lo sapessi, caro mio, non sarei qua. Dai un consiglio, dai, finora siamo a lunedì. Naturalmente di fare quello che hanno fatto, non l'ultima partita, la penultima, andare là per vincere, ma non chiudersi dietro, rischiare, perché ormai devi rischiare, perché il pari serve solo a loro, quindi l'Entella è solo un risultato. È un po' tardi, però speriamo che ce la facciano. Bene, salutiamo Giorgio Piazza, 300 più presenza all'Entella. Grazie alla Federazione di Chiavari, complimenti a Baschi per la Rapidi Nozzarigo. Chi è andato dalla terza alla seconda? No, dalla seconda alla prima. Sì, poi dalla terza alla seconda?
il Valle 2015. Valle 2015, un applauso al Valle 2015. Ci prepariamo alla fine. Allora, intanto grazie, siete stati bravissimi, facciamo un applauso a tutti voi. Prima fuori onda avevo detto di stare bravi, ma siete stati bravissimi. Ancora 5 minuti e finiamo. Finiamo con la banda, maestro. Bisogna far dire qualcosa anche al direttore poi, Ok, poi me lo presenti. Allora, Cristina? Tutto bene? È tutto pronto. È tutto pronto. Io facciamo poi un giro con le telecamere. Bene, Francesco, tanto salutiamo i cameraman di Telepace perché anche noi abbiamo una squadra, Francesco Pecunia, Carlo Neto e Francesco Gazzo. Roberto Aicardi che si è divertito con gli applausi. Qua di dietro all'audio abbiamo Guido. Benissimo. Ok. Allora, Luca, c'era ancora un flash e tu ci tenevi giustamente a dire una cosa sulla pallanuoto Chiavari Lavagna. Non so se vuoi dare un voto o fare i complimenti a tutte e due. Ma allora, diciamo intanto che comunque ricordo che la Proreco ha vinto lo scudetto maschile, quindi direi che la Liguria è sempre al top, nei campionati. Dicevo Serie A2, Lavagna bene perché ha sfiorato i playoff, non è riuscito a entrare nei playoff purtroppo, però li ha sfiorati, ottimo campionato, ha dimostrato in tutte le partite di poter giocare alla pari con tutte le squadre, anche quelle più organizzate. Chiavari un po' meno bene, perché Chiavari va a giocare di nuovo i play-out come l'anno scorso, sperando che il risultato sia diverso. È un Chiavari che ha stentato un po' tutta la stagione, non è mai riuscito a esprimere pienamente, a parte forse le ultime partite, la forza secondo me della squadra, e quindi dovrà dimostrarlo in questo play-out. L'ultima cosa che dico è visto che siamo in posti di mare, i ragazzi d'estate avvicinatevi alla vela. Ecco, è uno sport meraviglioso, le società, tutte le società del Tigullio si attrezzano per fare la scuola vela. La scuola vela non solo insegna a diventare velisti, ma insegna anche a diventare marinai, quindi si ha le prese con i nodi, con le barche, con l'attrezzatura, con la meteorologia, i venti, il mare, quindi si conosce anche un po' di più la nostra terra, il nostro mare, e quindi avvicinatevi alla vela. Tutte le società sono organizzate con la scuola. Bene, grazie. Grazie. Intanto salutiamo Federico Ghio, presidente Lavagna Sport, Michele Priolo, presidente del Panathlon Chiavari Tigullio. Salutiamo tutti i comitati, diciamo della Liguria, perché ormai ci stanno vedendo nella Liguria, perciò salutiamo tutti i Panathlon. Ecco, doveva essere a proposito presente anche il CSI, ma è molto impegnato questa sera. Vogliamo portare un saluto dalla redazione sportiva al CSI col presidente Simonetti Cristiano, che si dà tanto da fare per lo sport. Luca Castagnolo abbiamo salutato. Don Andrea, tu vai ad Ascoli? Non lo dico. Non lo dici? Non lo dico. Non si può pregare per questo, no? Non è contemplata una preghiera per una vittoria. Si prega perché sia una bella serata, perché ci si diverta poi. Bene, non per il risultato, no, perché benissimo, ma Paolo, 12 anni al Genoa, 12 salvezze. Ogni anno le squadre genovesi sembrano sempre in crisi, poi sono uno spettacolo. Sì, no, quest'anno bene, dai, abbiamo iniziato malissimo, abbiamo finito bene, siamo contenti, adesso facciamo vacanze e poi un altro anno bisogna rimboccarsi le maniche di nuovo. Vabbè, l'allenatore è in formissimo. Sì, l'allenatore è in formissimo, dai, forza in tella, dai. Forza in tella, bene. A proposito di allenatore, salutiamo Gennaro Volpe che insomma sta dando il massimo. Cristina, cosa facciamo? Salutiamo, tu pensa un pochino anche alla nostra squadra, perché abbiamo il regista
Giovanni Castello che ha messo immagini, ha praticamente dato ordine a tutte le telecamere. Complimenti a Giovanni, a Paolo Solari su con lui. Abbiamo Stefano Noio qua dietro le quinte che era il responsabile della nostra area qua della sala. Io farei così, andrei giù in fondo, non siamo d'accordo con i cameraman ma qualcosa facciamo, ci giriamo, citiamo tutte e salutiamo ancora le società una volta, dai, vediamo, non è previsto ma vediamo se riusciamo e non ci sbagliamo. Bene, allora qua abbiamo la società, alzatevi in piedi per il saluto, abbiamo la società della Virtus Entella settore femminile, grazie, in piedi il Sestri Levante calcio, da questa parte abbiamo laggiù Forza Entella, dalla parte la Primavera, benissimo, qua tutti su in piedi, il Riva Samba. Siete stati bravi, eh? Come vai? Come vai? Tu contro Rivano ci vai. Bravissimi, bravissimi. Qua abbiamo la Pallavolo Carasco. Un saluto. Da queste parti il Rupinaro Calcio. Poi la squadra femminile di Lavagna. Complimenti. Ok. Bianconere, bianconere. Poi abbiamo la grande scherma, Giovanni. Giovanni, ma tu hai organizzato già di tutto a Chiavari, cosa c'hai in testa 2018? Ma un po' di riposo, no? Una prova forse nazionale master, ma lo decideremo a breve. Grazie. Bene, grazie. Qua abbiamo il basket femminile Lavagna, Polisport. Nicola, grandissimo, un'altra salvezza in Serie B. Abbiamo la Pro Chiavari ginnastica. A questo proposito vorrei salutare Pianegiani che da tanti anni è stato presidente, che adesso ci guarda da lassù e che a questi microfoni tante volte ha parlato. La scherma, benissimo. Qua il basket. Allora, lo sapete cosa sta facendo Milano? Perde? Bene, allora Brescia 2-1. Benissimo. Qua abbiamo l'Amis Ladmo di Pallavolo, benissimo. Abbiamo i grandi arbitri, come ti chiami? Di Donna, Riccardo, piacere. Allora, invita un po' i tuoi amici a venire ai corsi dell'arbitro. Iscrivetevi tutti al corso arbitri dell'anno prossimo perché ci si diverte, siamo un grande gruppo. Forza arbitri. Benissimo. Qua abbiamo la grande pallanuoto Rapallo. I fratelli Antonucci, complimenti per la promozione. La pallavolo ABC di Casarza. Lì non c'è più altro. Benissimo, qua abbiamo le bocce, la Calvarese, un applauso. Il calcio a 5 di Chiavari. Giorgio da Decano. Salutiamo Giorgio Piazza, 300 presenze all'Entella. Bene, allora, maestro, dov'è il presidente? È lui, ti presenti tu perché ormai... Salve, sono Francesco Angiolani, sono il presidente del corpo bandistico Città di Rapallo. Stasera è un'ulteriore conferma di quanto ci sia in comune tra sport e musica, passione, spirito di sacrificio e anche il clima familiare per poter ottenere il risultato. E da oggi inizia il nostro campionato che ci vedrà impegnati tutta l'estate fino alla fine dell'anno. Qual è il prossimo impegno? Il concerto del 2 giugno in occasione della Dove? In Piazza da Vigo, a Rapallo, nel centro. Un applauso alla banda di Lavagna. Di Rapallo. Scusate, dovevo sbagliare qualcosa. Continuiamo a giocare in Serie A noi. Bene. La Coppa dei Campioni, aspetta, salutiamo ancora, è sparito proprio l'audio adesso, Nicolò, Fabrizio, dai, un saluto. Nico, avventurati in un pronostico di dati. No. Fare pronostici è durissimo, ti dico banalmente che servirà a fare gol. Benissimo, facciamo gol. Bene, grazie a tutti. Cristina, chiudi tu così poi lasciamo il maestro.
Ringraziamo tutti, anche coloro che ci hanno seguito da casa. Diamo l'appuntamento per quanto riguarda la nostra stagione agonistica che prosegue. Lunedì prossimo avremo ospiti 4 candidati a sindaco del comune di Sestri Levante. Parliamo di una competizione elettorale, ma insomma è sempre una competizione. E grazie a tutto il mondo dello sport che è stato questa sera qui con noi. Però lo sport non è che finisce stasera. Voi mandate sempre notizie, invitateci ai vostri tornei o come, che cerchiamo comunque di dar notizia nei nostri telegiornali. Ciao a tutti, arrivederci, in linea alla banda.